Mi può dire? Buonasera a tutti. Innanzitutto valido quello che ha detto lei. Una volta c'era una vignetta in cui c'erano gli israeliani con i soldati davanti ai bambini e gli altri, diciamo, con i bambini davanti ai soldati. Purtroppo è una prassi che la vediamo anche al giorno d'oggi. Non è che mi invento le cose. Purtroppo no, dovrei far riflettere. Come d'altronde il procuratore di Udine anche l'altro giorno ha detto che è la politica che dovrebbe risolvere queste situazioni, perché siamo in una condizione veramente pericolosa per tutta la nostra società. Però, fatto sta insomma che noi come Patria Furlane molte volte ci chiedono dove siamo politicamente, dove ci colloquiamo. Ebbene, noi ci collochiamo come quarto polo, perché riteniamo che con le prossime regionali ci troveremo davanti a Patria Furlane, al PDL, al PD e ai Grillini. Questi saranno grosso modo gli schieramenti. Stiamo lavorando molto intensamente in questa direzione e le dirò che abbiamo dei grossi risultati positivi anche da parte delle istituzioni, di altri, diciamo così, fra virgolette, colleghi politici e dalle persone, della gente. L'altro giorno ho sentito Bolzonello, poi tra l'altro che era ospite qui in TG, il perché noi ci presentiamo. Bolzonello ha detto cosa c'è di male se facciamo le UTI, se le risorse della regione vengono gestite da Trieste. Ecco, io apprezzo molto Bolzonello perché ritengo una brava persona che però frequenta cattive compagnie. E purtroppo il problema è questo, vediamo che la gestione triestina magari è un momentino spendacciona e noi invece abbiamo bisogno di rilanciare le province di Udine, Pordenone e Gorizia con altri metodi e altre vedute. Trieste va benissimo che ci sia, non abbiamo niente contro, però cambiamo il modo di fare politica in questa regione. Ecco, noi ci proponiamo per questo. Patria Furlane, Luigi Gambellini, grazie. Andiamo in Veneto.